arriva da lassù Giuseppe Castiglia, eccolo. Buonasera Giuseppe. Te lo meriti, vieni. Poco, aspetta che c'è un colpo della canzone. Piano. Prenditela comoda. Della canziata. Aspetta, c'è il colpo all'abbetto sotto, sai che ops. Sai che diceva? Buonasera, facciamo ancora un applauso. Buonasera. Salve. Allora, il grande De Sica diceva, e adesso lo dice suo figlio Christian, che quando si fa una discesa da star bisogna tenere le braccia allargate, fare il numero 3 e poi girare sempre così, che fa molta scena. Ora facevano cosa? Ci mette la musica, regia. Quante cose ti devo insegnare? Allora, come le braccia larghe? Le braccia molto larghe. Io lo facevo in teatri grandi, però. Io se allago buono rischio che tocco tutto rumore io. Però tu provaci. Allora, io corro questo rischio. Allora, il 3 è la Trinità. Esatto. Non vorrei essere blasfemo. No, per carità. Un 3, come dire. 2, 3, esatto. Fino a 3 ancora me la impono. In questo senso, ecco. Allora, ci siamo. Giriamo da questa parte la telecamera, Guido, facciamo l'annuncio giusto. Allora, lui entrerà dall'alto della nostra scalinata perché certamente è una delle star di questo programma. Signore e signori, ladies and gentlemen, Giuseppe Castiglia. Però una tagliare magari no? Vabbè. Scusa, sai che ti devo dire? Scusa, vieni qua. Noi due non siamo cosa. Non è cosa mia. È lui quello che scende le scale. Io lo sapevo. Buonasera. Allora, io veramente mi metto da parte. Metti di qua. No, stavo dicendo una cosa, Giuseppe, noi due non siamo cosa, noi due siamo figli del popolo. Siamo popolari noi, siamo gente. Noi scendiamo normali. Tutto sommato noi siamo magari un pochettino zavordi, se vogliamo. Sì, un po' così, me lo prendo. Ancora questa mascolinità zauda, no? Invece qualcuno che questa mascolinità zauda non ce l'ha, sono io, da nascita. Lo fa. Allora, facciamolo insieme l'annuncio. Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, stasera d'insieme Carlo Canebba. Eccolo, guardi. Eccolo là. È un'altra storia, è un altro. Vabbè. Giuseppe, vieni qua, commentiamo. Io non volevo disturbare. Ma questo non è De Sica, è Bando Siris, scusate. Ma che c'è? Questo è Carlo Canebba, Bando Siris, che vuol dire? Quindi dicevo, a un certo punto, insomma, a proposito di vicini di casa, c'era un DJ, parlo del disc jockey, chiedo da discoteca, non so se avete presente, vedo che tutti testiano, come dire, abbiamo capito di che stiamo parlando. Chiedo con due capedazzi, signora, come glielo posso descrivere? Vieni qua, disgraziato, vieni qua. Cosa questo basso? Scippa tutto cose, vieni qua. Signora, se lo immagini un attimo, guarda, tagliazzo come combinato, ma una maglietta t'ho soldato, io soldato non lo posso fare però. Perché posso fare l'obiettore di coscienza, però c'è la maglietta l'ho soldato perché si usa, giusto? Gli scappa che pare che passare un ciumi, possibilmente a chiedere al massimo a Pecaneddo e un sereno chiudo più lontano, a Nicolosi per una sagra che chiamano per suonare, giusto? Perché se non che però vi scappa pare che passare un ciumi, pare che chiede, che ne so, nel Kilimangiaro, no? Va bene. Insomma, stai capite di questa maniera, e queste collanine così, signora, fatte con l'ossa di motto, che non sappiamo di che motto sono, che ci fanno passare per ossa di coccodrillo, ossa di camurri, non è vero niente. Certe volte da rete ci hanno stampato Che Guevara, ranne, che non sanno qui e ci pare il giocatore del Cuba Calcio, giusto? Questo è vero, molti ragazzi hanno Che Guevara, ma non ne conoscono la bellissima, avventurosa e rivoluzionaria storia. Vabbè, comunque. Ora ci manca solo di ricordare come ti chiami. Fabrizio, ecco, guardatelo bene, da domani di dove sei? Di Catania? Ecco, a Cireale, e adesso spostati verso Giarre, perché da Cireale non potrai vivere più, penso ormai. Mai più. Vabbè, se non che immaginatelo fisicamente come Fabrizio, chi si faceva il DJ, insomma, un po' con Sciammatero, un po' della serie Mare a Rollamo, insomma, certe sostanze. Vabbè, le sostanze, diciamo, quelle proibite, quello che non si dovrebbe fare, anzi non si deve. Insomma, fatto sta che Cristo tornava a casa che era un suonato completo, la musica fino alle 4 di mattina, e poi aveva fumato, aveva bevuto, insomma arrivava a casa che non capiva manco io che ora era, chiamava tranquillo, lui abitava all'ultimo piano di una palazzina, io stava, che ne so, al 4° piano, come arrivava magari che erano i 5 di mattina,
Questo giustamente ancora aveva diritto montare la testa, come chiamava entra, addumava stereo a tutto volume, alle 4:30 di mattina, e ci metteva quella musica da discoteca, poi che la raga fa avete presente, signora? Non l'avete visto mai quelle macchine che si fermano ogni tanto nei semafori, che c'hanno le luci Bluetooth, che con le frequenze dei bassi si spostano, qualche volta Vigilo Urbano ci fa la contravvenzione perché passano chorus da fermo passano chorus con le vibrazioni, no? La musica è uguale, signora, si immagina da una casa alle 4:30 della mattina sto bottellino non pensando che al terzo piano, c'è un piano di sotto, qui c'è stava, signora, Saro Falsaperla, un catanese che guarda non so caso, se conoscete, mi pare che lo conoscono. Falsaperla. Ci poteva stare il signor Pulvirenti, in questo caso no, Pulvirenti sta sopra di me. te. Falsaperla stava sotto il DJ. Il DJ. Sì. Falsaperla abitava al terzo piano. Tutti i notti, alle 5 di mattina, alle 5:30 c'era sto botellino e la moglie non ci dire niente, che qualche volta cercano io ho fuoco. Un mazzo è questo, ma che è modo questo da stare a casa? Io non ti preoccupare, tanto ora sai che se ne sta stornando, non ti preoccupare, non se ne storna questo. Un mazzo io faccio nascere da questa casa che è per avanti. Motto significa, signore, che per avanti vuol dire motto, no? Per cui insomma ogni sera c'era sto botellino, una sera, finalmente, Falsaperla, con un poco di calma ma anche abbastanza poderosamente, come questo si raccoglieva, eravamo a casa, dormavo alle 5 mattina, cominciava a spogliarsi e faceva sto botellino salvo, sì. Tutte le notti che lo cominciava, mi levo la camicia, mi levo il pantalone, mi levo lo stivale. Ora Falsaperla poteva sombuttare tutto, salvo, sì. Ma lo stivale che ci arrivava un pavimento che poi era il suo tetto da stanzeletto, signora, di stivale di ferro. Non può essere. Quegli stivali d'acciaio che a confronto io ho vestito buono, signora, si rende conto di che stiamo parlando? Io mi levo lo stivale, boom! Mi levo l'altro stivale, boom! Ne Falsaperla, signora. A questi due colpi non c'hai ficicchio. Una sera chiamavo da sopra, ci suonavo, che c'era più, ci prego mi dica che cominciamo a pigliare un po' buono, perché non dà fuoco, perché mia moglie non muore, giusto? Ma io ti affogasse. Fosse di mia già ti avevo affogato, avevo messo 2 dita accanto ai cannarini e ti avevo fatto finire la tua vita. Ma mi dica, signor, no, ma non mi da leare a sta maniera. Ora io dico, ti pare giusto che alle 5 del mattino ti raccogli a casa, al dopo sera tutto volume e per giunta a gestovale. Boom, boom, do botto, vuol dire che uno sa andalare. Ma ti pare normale? Ah, scusi, sai, io non ci avevo fatto caso, era una richiesta un poco male, sai, un poco, scusi, c'è €1 per la benzina, capito? Queste qua così, no? Se non che la notte seguente, questo si raccoglieva, sembra bombeato, andai a testa, uomo trasivo inza, 5 del mattino, rapido sto stereo a tutto volume, se l'aveva scodato a Falsaperla completamente, e comincia, no? Mi levo la camicia, mi levo il pantalone, mi levo lo stivale, boom! Come disse boom, e lo stesso si arrotava che chi lo poteva affogare da un momento all'altro, perché ce l'aveva promettuto, io se l'aveva scodato, ma quel boom si arrotava a Falsaperla. Mi su stereo piano piano, mi levo l'altro stivale, io appoggiavo, si va a coccare, 5:30, 6:15, i 6:15, i 6:30 e 7 meno 10 si vede la porta del DJ sbodopom, una perata cui era un signor Falsaperla, che è capito andall'aria, a vestaglia, una tappina sì, una no, si avventa sul DJ che era un doletto, che andì sul botto e a tempo da rusbigliare, sì, già era con le mani nel collo del DJ, disgraziato, tu vuoi l'altro stovale, non posso rompere.